Amici della Pallina Vulcanizzata, il più cordiale buonasera dal Palalido di Valdagno, ben collegati in diretta per questa ultima partita della seconda giornata delle finali nazionali di hockey pista categoria Under 19. Si sfidano sul parquet della città laniera il Bassano, Hockey Bassano 1954 e AFP o SD Giovinazzo. Dopo l'intensa partita tra Valdagno e Follonica, che Valdagno è riuscita a portare a casa per 2-1, perdonerete se di voce magari ne ho un po' di meno, non l'ho commentata perché facevo dell'altro, come nessuna delle partite del Valdagno, penso l'avrete notato. Innanzitutto in diretta, per tutti quelli che non la stanno seguendo dal Palalido, voglio fare delle scuse ufficiali proprio all'Hockey Bassano perché nel corso della presentazione ufficiale delle formazioni non mi sono soffermato un attimo con una battuta anche sulla formazione bassanese. Questo naturalmente io me ne scuso personalmente, non me ne sono assolutamente reso conto, non faccio il professionista di questo tipo di attività e quindi me ne scuso. Domani avrò modo di intervistare Filippo Calderone, così rimedio alla cosa. E andiamo intanto in diretta, leggiamo le formazioni in campo, cominciamo dagli ospiti, che in questo caso è la FP Giovinazzo, il portiere, il numero 74 Luca Calabrese, l'8 è Giorgio Giudice, il 56 Angelone De Bari, Luigi Turturo il vicecomandante, il comandante mio capitano è Paolo Colamaria, con il 98 Daniel Barile, il 55 Daniel Gadaleta, il 5 Michele Ferrara, l'allenatore il signor Dino Camporeale. Risponde Bassano con Girardi Francesco, Douglas con il numero 50, il 2 Mario Zambon, il 3 Federico Valle, il 4 Jacopo Reniero, il 5 Giacomo Pasqualone, il 6 Filippo Calderone, il 7 Nicola De Palo, scontro fratricida perché Nicola è di origine giovinazzese, Nicolò Baldi, il numero 8, il numero 9 Leonardo Settin, il 49 Ascanio Zonta che è l'altro portiere. L'allenatore, il signor Vittorio Negrella. Andiamo in diretta, anche qui vediamo come partono le due formazioni secondo quanto dichiarato dai due mister. Giovinazzo con Calabrese in porta, Gadaleta con la Maria Turturro e De Bari. Bassano con Francesco Girardi, Douglas numero 50 in porta, Mario Zambon che è il 2, Giacomo Pasqualon, Filippo Calderone, Nicolò Baldi. Andiamo in diretta con Angelo De Bari che entra in possesso di pallina. A partire Gadaleta, 55 della formazione bianco-verde. Tra l'altro entrambe le formazioni indossano le loro divise standard, quindi i giallorossi e i bianco-verdi, giusto per capirci, bianco-verde Giovinazzo in giallo-rosso, divisa standard per Hockey Bassano 1954. Dato Capitan Colamaria, prova ad andare al tiro, la botta di Colamaria non trova lo specchio della porta. Nel proseguo della partita poi avremo modo di fare un po' di riassunto anche di questa giornata, visto che è l'ultima partita occasionissima per Baldi. Anzi scusate, per Mario Zambon che è il numero 2, portate pazienza. Baldi è il numero 8, poi c'è Pascolon con il 5 e Calderone con il numero 6. Bassano intanto che manovra in ripartenza. Angelo De Bari, anche lui uno degli atleti della nazionale 17 con la medaglia di bronzo al collo agli ultimi europei a San Sadurní. Paolo Colamaria prova la botta, può ripartire Bassano. Con Pasqualon. Angelo De Bari adesso va 1 contro 1. De Bari, la botta non trova il palo lontano dalla porta difesa da Girardi. Pasqualone si accentra
lo scambio con Baldi. Calderone, ancora Baldi per vie centrali, Calderone lo scambio tra i due, può andare al tiro, è fuori misura. Allora Zambon, con il numero 2 Mario Zambon. Questo invece è il capitano, che è Giacomo Pasqualone. Adesso Angelo De Bari, c'è un 2 contro 1, Turturro, la botta. Non concludono con il classico appoggio. E adesso ancora Calabrese. Abbiamo sentito nel post partita. Intanto attenzione a Paolo Colamaria. La botta di Colamaria però è centrale. Non abbiamo detto gli arbitri. Al tavolo Marcello Di Domenico, in campo Heide Luis. Bassano che prova a ripartire dentro adesso Nicola De Palo. Ragazzo che ha giocato le finali nazionali Under 17 con il Valdagno, anche con un buon bottino di reti. Si allena con la formazione 17 valdagnese. Tanto Baldi, impreciso l'appoggio da parte di Calderone, pallina che è dichiarata alta dai De Luis dal punto di battuta. Paolo Colamaria prova ad accentrarsi, il tentativo di tocco piano lì di Turturro non va. De Bari in copertura sul concittadino lì, come dicevamo, tentativo basso da parte del numero 8 Nicolò Baldi. Ancora Paolo Colamaria, prova lui onnipresente, il capitano del Giovinazzo, uno degli artefici del ritorno in Serie 1 della formazione della FP, che ha riconquistato la 1. Attenzione adesso, 2 contro 2, Turturro con Colamaria, fa tutto lui, si oppone bene, può ripartire Zambon per Baldi, tanto già Bassano dall'altra parte, Gadaleta in difesa, prova ancora, va ancora Colamaria, trova palo e portiere, gesto di disappunto da parte del capitano, mio capitano. E anche qui attenzione, ma la pallina entra, palo palo, e poi serie di situazioni particolari, e dunque vediamo chi viene assegnata la rete. Il gol di Nicolò Baldi, pallina che ha colpito entrambi i pali della porta e poi è passata all'interno della linea blu che delimita appunto l'area di porta, e quindi gol convalidato da parte del signor Luis, anzi Aid, Luis è il nome. Tanto Angelo De Bari, Turturro, la botta di Turturro, può ripartire Zambon, trova Nicola De Palo, ancora Paolo Colamaria, adesso di forza qui Giovinazzo, Baldi, ancora lui l'autore della prima rete, che per ora decide questo incontro. 13:52 da giocare. Se ne perde palla qui De Bari per dopo il rimbalzo sulla balaustra. Colamaria ancora per Gadaleta, scende giù lungo la balaustra Gadaleta, la bomba si accartoccia su se stesso subito dopo la parata. Frank Girardi,
Poi c'è anche il gesto cavalleresco da parte proprio di Gadaleta. Pacca sul guantone per Francesco Girardi, ragazzo che non perde mai il buon umore. Il tentativo, il palo, attenzione, palo ancora da parte di Nicolò Baldi. Ora Calderone recupera pallina. Vincente De Palo prova lui. La palla adesso ritorna nelle stecche bianco-verdi. Gadaleta a gestire. 12,50. 1-0 Bassano. Primo tempo qui al Palalido di Valdagno. Ultima partita della seconda giornata delle finali nazionali. E qui toccata la stecca al momento del tiro. Nessuno protesta. Nemmeno Aide Luis naturalmente non ha dubbi. È molto abbastanza evidente anche il tocco. Vediamo se riusciamo eventualmente. Adesso lo rivediamo. Troppo tardi, non importa. È abbastanza evidente, quindi Girardi che deve predisporsi per opporsi al rigore. Ci pensa con il numero 55 Daniele Gadaleta. Tutto pronto, Gadaleta contro Girardi. E non trova la porta Gadaleta. Pallina che quindi un rigore mancato da segnare a tabellino. Turturro la intercetta sul tentativo di Jacopo Raniero, se non vado errato appena entrato, con il numero 4, eccolo qua. Dato degli elementi buoni del Bassano, la botta di un altro nome di Luigi Turturro, non trova lo specchio della porta. Palla con la Maria, va a sradicar pallina, almeno ci prova, commette fallo, riparte Bassano. Zambon, poi Nicola De Palo. Azione bella qui, il contropiede, 1 contro 1, Girardi si supera. Bravissimo qui Francesco in questa occasione. Adesso mi pare pronto al cancelletto Settin. Ancora Bassano con Baldi, intanto entra Leonardo Settin con il numero 9. Gio De Bari per Capitan con la Maria, Nicola De Palo che accelera 2 contro 2. Buona l'idea, l'assist proprio per Jacopo Raniero. Si trovano a meraviglia i due. Un po' debole però la conclusione di Jacopo. Con la Maria fa tutto lui, poi al momento del tiro non riesce a deviarla in porta. Angelone De Bari. Poi Gadaleta sta affilata, prova la gran botta anche lui. Si scontrano alla balaustra i due, cosa che è consentita solo nell'hockey ghiaccio, non in questa disciplina sportiva. Palla per Giovinazzo, si gira bene qui con la Maria. Altrettanto bravo Settin a rubargli pallina. Serve Raniero che prova a salire. Si ferma da ultimo uomo. Fa segno di girare pallina Jacopo Raniero. Zambon
prova lui. Allora, Nicola De Pala dentro per Settin che prova ad andare via. C'è Cola Maria che fa buona guardia. Gadaleta al 55 che recupera. Daniele Gadaleta, il numero in area di Paolo Colamaria. Sembra pronto ad entrare anche Michele Ferrara, numero 5 della formazione di Dino Camporeale. Dieci minuti e 08 alla fine di questo primo tempo, situazione fra di squadre 1-1. Bassano è avanti 1-0 grazie al gol di Baldi. Da segnalare che c'è stato un rigore per il Giovinazzo a 12:41, che però non ha sfruttato l'opportunità. Jacopo Reniero chiamerà la distanza. Nicola De Palo sul punto di ricezione pallina. Intanto ritorna in porta Luca Calabrese, portiere numero 74, giovinazzese. Per lui naturalmente questi campionati è un'importante opportunità per fare esperienza fuori dall'ambito standard. Intanto Paolo Colamaria in bellissimo slalom qui, però è deviata la sua conclusione. Può ripartire Settin. Serie di finte di corpo di Settin. Leonardo Settin. Intanto ancora Nicola De Palo a gestire. Zambon retroporta. C'è l'errore, sarà un 2 contro 2. Turturro si ferma, scarica per Gadaleta, ancora Paolo Colamaria, punta l'uomo, fa la differenza la fa anche Francesco Girardi che si distende sulla sua destra e riesce a parare l'insidiosa deviazione sotto porta. Punteggio che rimane sull'1-0 Bassano. Poi c'è fallo di squadra, secondo fallo del Giovinazzo. 3 falli di squadra in 12 minuti, direi che siamo prova la battuta lì, l'alza e schiaccia di Nicola De Palo che resta sulla linea blu e quindi non convalida la rete. Aide Luis, punteggio che resta 1-0 Bassano. Gadaleta, il gol di Daniele Gadaleta, il pareggio della formazione barese. Rimette tutto in parità, squadra di Dino Camporeale. 8-0-3 da giocare alla fine di questo primo tempo. Bassano e Giovinazzo 1-1, il pareggio di Gadaleta. Questo tap-in, vediamo un po', anche apprezzabile, questa è la parata prima e poi il tap-in di Gadaleta con Girardi, il disappunto dell'estremo difensore bassanese.
Il più veloce di tutti adesso è Settin, che stava facendo ripartire Raniero. Angelo De Bari. Gadaletta in accelerazione lungo la balaustra. Guadagno che può ripartire proprio con Settin, l'appoggio su Raniero. Poi De Palo che si accentra, gioca un po' a 3, c'è un errore di Settin, impreciso il suo assist. Capisce tutto Paolo Colamaria, 3 contro 3, vediamo un po'. Colamaria che prova. Scarica su Luigi Turturro, che è appunto il vice capitano. La botta, colpito qui, colpito Francesco Girardi. Punto probabilmente non perfettamente coperto dalla pettorina. Si lamenta con la panchina Girardi, ma naturalmente destino dei portieri, qui bisogna tenere botta. Attenzione, Angelo De Bari va 1 contro 1. Preferisce invece puntare e poi accentrarsi ancora. La tiene lì Angelo. Poi fuori per Turturro, attenzione. Doppio tentativo, Turturro Gadaleta, De Palo che riparte. Tutto regolare, non è successo niente. Raniero ha provato la gran botta. Tentativo da parte del Bassano, ma è fuori misura. Cioè, questo momento di pausa tecnica si può riprendere il gioco. Angelone De Bari. In campo adesso per Bassano anche Federico Valle, il numero 3. Possesso di palla ora. Turturro con calma fa ripartire Gadaleta. La botta di Gadaleta. Contropiede. Doppio con Valle. Bellissimo assist dentro per Federico Valle. Non sfruttato la risposta di Girardi. Paralido che si va lentamente svuotando pure, perché dopo il gran pubblico per seguire la squadra di casa, naturalmente l'ultima partita. Tanto è dentro per Giovinazzo, Giorgio Giudice.
Se ci sta seguendo, naturalmente un saluto per Massimo. Colamaria chiede spiegazioni a Heide Luis. E intanto c'è in pista Samuele Tiso, uno dei giocatori della Under 15, il portiere dell'Under 15 Valdagnese, nell'insolito compito di pulitore pista, asciugatore più che pulitore. Si rende utile anche lui, Samuele Tiso, che ha una tradizione di portieri in famiglia. Settin che ha qualcosa da dire a Filippo Calderone. Occhio con queste palline, mi prendi in testa, mi fai male. Turturro per il suo capitano, prova ad andare dentro, Paolo Colamaria recupera pallina retroporta. La battaglia con Baldi, che intanto è rientrato, autore della prima e finora unica rete bassanese. Baldi in velocità, cerca l'1 contro 1, non riesce il tunnel. Giudice, lo scarico al centro, c'è anche l'errore di Giudice, può favorire un tentativo, adesso fasi un po' confuse, batti e ribatti. Guarda che arriva a Giudice, intanto Settin, e ancora lui rinviene il numero 8 Giovinazese, Giorgio Giudice. Detta un po' i tempi della manovra Dino Camporeale. Tanto c'è Filippo Calderone, pallina che esce. Giorno De Bari con il 55. Bassano che manovra, Nicolò Baldi, Calderone. E qui attenzione, l'errore di 5 secondi. De Paolo Colamaria. Il gol del capitano. Raddoppia Giovinazzo, si porta avanti, quindi remontata per formazione di Dino Camporeale da 1-0 a 2-1. Cambia il risultato qui al Palalido. I gol di Gadaleta e Colamaria a modificare il risultato da 1-0 di Nicolò Baldi al 2-1 poi di Paolo Colamaria. Ancora lui in percussione verticale, cerca il tunnel, non lo trova. Adesso sembra manchi un minuto alla fine, in realtà ne mancano 2,43 alla fine di questo primo tempo. Bravo qui Giudice, trottolina alla Tataranni. La deviazione volante di Colamaria, ci mette il casco Francesco Girardi. Settin impreciso il controllo, Giudice mezza acrobazia, Turturro da solo in accelerazione, Luigi Turturro non trova la porta. Allora Calderone può ripartire per la formazione bassanese. Settin, largo per Baldi, ha provato Pasqualon, ribattuta la sua conclusione. De Bari pretende un po' troppo dal suo passaggio, recuperano in due bassanesi. Ancora Baldi,
tutto facile lì, Girardi che deve fare gli straordinari. Risultato che rimane 2-1 per Giovinazzo. Angelo De Bari in slalom, poi retroporta per Giudice che finta il tiro, gli riscarica pallina. Giudice, la rispostona ancora di Francesco Girardi, poi va giù con la Maria, ma riesce a servire prima di cadere Angelo De Bari. Si lotta alla Balausto, qui lotta accanita, raddoppio su De Bari che nasconde pallina, quindi sarà palla a Bassano. Fa rispettare la distanza ai De Luis, poi fischia per la ripartenza. Buona l'idea lì, tentativo di ribattino, c'è Paolo con la Maria appostato, Turturro dall'altra parte, si accentra con la Maria. Ancora Turturro non riesce nella deviazione, anzi scusate era Giudice. 16 secondi da giocare, prova ad accelerare Settin, Baldi non va, Angelone De Bari terrà pallina, 5 secondi, finisce qui il primo tempo che alla fine le due formazioni hanno giocato senza risparmiarsi troppo, in qualche caso anche in forcing per svariati minuti. Il risultato premia Giovinazzo che è avanti 2-1. Al gol iniziale di Nicolò Baldi hanno risposto prima Daniele Gadaleta e poi Paolo Colamaria. Per questo primo tempo è tutto, tra qualche minuto per la seconda parte di gara.
Ben ricollegati in diretta con il Pallido di Valdagno e il secondo tempo di Bassano Giovinazzo. Ok, Bassano 54 SDFP Giovinazzo. Ci prova il Bassano a recuperare il gol di svantaggio. Avrà a disposizione 20 minuti di tempo regolamentare. Noi cercheremo nel corso di questa ultima partita qui al Palalido per questa seconda giornata delle finali nazionali di hockey pista categoria under 19, campionati giovanili, di passarvi qualche informazione grazie alla grafica che ci mette a disposizione la regia di Flavio Zattera. Intanto Girardi che si supera, bello il suo intervento, ancora Paolo Colamaria, prova ad andare lui, ferma Girardi, ancora Colamaria che insiste, ecco qua. Andiamo a vedere intanto com'è la situazione della classifica dei gironi. Nel girone A, stento a credere qui, Hockey Valdagno 9 punti, Pumas Viareggio 7, Vasken Lodi 4, Trissino 3, Follonica 2, con invece il girone B con 10 punti Forte dei Marmi assieme a Breganze, poi a 3 punti Scandiano, a 3 punti anche Giovinazzo e a 0, scusate, Bassano 54, a 0 punti anche Giovinazzo, quindi alla fine è uno scontro diretto, perché se si va tutti e tre a 3 punti ci sarà una formula di spareggio con un tempo di 15 minuti e poi rigori e quant'altro, perciò per Giovinazzo è fondamentale, me l'aveva fatto presente proprio il capitano Paolo Colamaria, che i giochi nel girone sono ancora tutti da gestire. Le partite intanto, i risultati del girone A: Pumas Viareggio batte Trissino 2-0, Lodi e Follonica 3-3, Valdagno batte Trissino 6-4, Pumas Viareggio e Follonica 1-1, Hockey Valdagno batte Lodi 6-5. Queste le partite del primo di giovedì, mentre oggi si sono disputati Trissino Follonica, ha vinto Trissino 3-2, Viareggio ha battuto Valdagno 3-2, il Lodi ha battuto Trissino 2-1 e poi Valdagno ha battuto 2-1 Follonica. Domattina alle 9 l'ultima partita del girone Pumas Lodi, perciò saranno 3 punti importanti per Giovinazzo questa sera. Tanto la mette lì, gol! Il gol di Angelone De Bari sull'assist di Luigi Turturro. Turturro Gadaletta con la Maria De Bari, arriva anche giustamente Calabrese a condividere la rete. 3-1 Giovinazzo, 17-16 da giocare. Però c'è ancora un ciclo solare per riuscire a sistemare le cose. Qui c'è fischia un rigore ai De Luis, vediamo se riusciamo a capire cos'è successo. Da quello che ho capito, la calciata in area. Vediamo un po'. Va la battuta Jacopo Reniero.
per riportare a -1 il Bassano. Tutto pronto, va Reniero, non trova la porta Jacopo, sarà palla a 2, quindi un'occasione fallita per la formazione veneta. Ha provato la gran botta, non è riuscito a trovare, inquadrare la porta. Luigi Turturro per Gadaletta, poi ancora De Bari, Nicola De Palo in interdizione, poi Reniero su De Bari. Palla dentro, capisce tutto, però Reniero che vuole farsi perdonare l'errore di prima. Azione imperversa in area qui, Capitan Colamaria. Poi Gadaletta resiste alla carica di Calderone, tiene palla giù per Turturro. Ancora Gadaletta che prova a impostare un'azione offensiva, preferisce giocare a giro 3 avanti di 2 reti, ma manca, ripeto, ancora veramente molto per pensare di cominciare a giocare con il cronometro. Palla lunga, la recupera il Bassano con Nicola De Palo che accelera, incrocia il passo, poi si ferma la scarica per Calderone, ancora De Palo. Reniero, tentativo di conclusione, ben piazzato Calabrese. Con Angelo De Bari prova ad andare giù, si ferma Angelone, torna indietro, scarica per Gadaletta che fa un po' da ultimo uomo barra centro boa in questa fase di gioco. Turturro dentro con la Maria, prova, non va. Bisogna risistemare la porta perché ancora Paolo con la Maria. Per Angelo De Bari, Gadaletta. La botta di Gadaletta, la risposta di Girardi e poi Turturro si vede chiudere l'angolino dalla manona sempre di Francesco Girardi. Mi ha spiegato, i compagni di squadra vogliono che lo chiamo Douglas e non Douglas come sarebbe corretto secondo la pronuncia, e quindi lo chiamiamo Francesco Douglas Girardi. Attenzione, va giù, ci sarà cartellino blu, era già in mano Hyde. Tarjeta azul. Per Federico Valle, andiamo a rivedere. Ecco qua, va giù sull'intervento secco sul pattino. Si accomoda in panca Puniti. Time out chiesto da Vittorio Negrello per mettere un po' d'ordine prima di questa punizione di prima. Vediamo chi se ne incarica. Andrà sul punto di battuta, sembra Luigi Turturro. Girardi contro Turturro.
Parte Turturro, un paio di ganci, glieli risponde. Gli risponde bene, non è gol questo, palla stecca alta. Gli risponde da par suo Francesco Douglas Girardi, numero 50, dice di no a Luigi Turturro. Adesso è un po' come si organizza l'attacco 4 contro 3. Turturro ancora lui, poi va giù. Palla che sarà bassanese. Bassano naturalmente con 3 uomini in movimento. Scelta su Raniero, mi pare una scelta opportuna. Poi Baldi la perde lì davanti, può ripartire al volo. Ma ancora Girardi a difendere la gabbia bassanese. Risultato che rimane per ora fermo sul 3-1 per Giovinazzo, che incamererebbe 3 importanti punti per il discorso qualificazione. Sarebbe ancora tutta da giocare, diciamo, perché si andrà agli spareggi. Tanto con la Maria a gestire pallina. Sono a quadrato adesso i ragazzi di Camporeale. Ora Gadaleta, De Bari, Gadaleta, scambi standard impreciso, però il controllo di Angelone. De Bari e Colamaria, due elementi giovinazzesi alle finali europee dello scorso anno. La botta di Gadaleta non trova la porta, la può recuperare Nicola De Palo con Raniero. Vediamo com'è l'intesa tra i due. Di solito si trovano a meraviglia, ma adesso ci si gioca in inferiorità, 2 contro 2. L'errore, può ripartire Bassano. Baldi, no, qui c'è l'assist di Baldi per Colamaria, che poi ha Turturro dall'altra parte. Colamaria il cambio del portiere, esce Francesco Girardi, entra Ascanio Zonta. Che sfoggia un casco occhi ghiaccio. Vanno abbastanza di moda ultimamente tra i portieri, anche se dal punto di vista, diciamo, pratico parano un po' meno, perché la pallina, anziché piantarsi sulla visiera, può andare a scivolare sui lati. Sono naturalmente molto più sicuri dal punto di vista sicurezza e hanno anche un'ottima visibilità, perché di solito c'è la griglia, come nel caso di Ascanio. Si respira anche di più rispetto alle visiere standard tipo quelle. Ah, il golasso! Scendeva giù Nicola Baldi. La riapre Bassano, 11:13 da giocare. Nicolò Baldi, numero 8, bassanese. Sempre precisa la conclusione di Giovinazzo, il tunnel di Giudice che riesce a scaricare su Colamaria. 10:50 da giocare. Giovinazzo 3, Bassano 2, ancora tutto da decidere in questa ultima partita della giornata.
Paolo Colamaria giù per Giudice, Trottolina, scadono i 45 però. E allora Jacopo Raniero per Settin. Ancora Bassano a manovrare l'autore delle 2 reti bassanesi, Niccolò Baldi. Ora Raniero cerca l'appoggio su De Palo, poi invece scarica su Settin che prova a girarsi, c'è Giudice su di lui, aggressivo, il numero 8 bianco-verde. E il gol! La deviazione volante. Vediamo un po' se riusciamo a rivederlo. Viene dato direttamente a... Vediamo un po' se è stata qualche deviazione nella conclusione. No, va dritta sul palo. E quindi il pareggio del Bassano. Cartellino blu intanto per Paolo Colamaria. Sto ancora cercando di capire l'autore del gol, che è Jacopo Raniero, numero 4. E quindi nel breve volgere di un minuto Bassano pareggia e può portarsi in vantaggio con questa punizione di prima, che è affidata. Giovinazese contro Giovinazese, Nicola De Palo. Tutto pronto. Nicola De Palo contro Luca Calabrese, la finta di Nicola De Palo, l'alza e schiaccia, fa anche il numero con la piccadigna. Il gol di Nicola De Palo ci delizia con questo tocco magico quando mancano 9:35 alla fine e sono quasi le 10 di sera, sono le 9:56. Siamo qui dalle 8 di stamattina. Concedeteci questa breve divagazione sul tema. Attenzione però, perché manca ancora 9:25 da giocare e Giovinazzo certamente non ci sta. Da 3-1 a 4-3, quindi continui i capovolgimenti di fronte. Prima 1-0 Bassano, poi 3-1 Giovinazzo, adesso 4-3 Bassano. Diciamo nell'arco di un minuto pareggio e poi punizione di prima, quindi vantaggio. Parte Ferrara, trova una bella conclusione, c'è Ascanio Zonta dentro. Ancora Bassano, Baldi, c'è Ferrara su di lui, cercato la conclusione. Angelo De Bari in percussione centrale, la botta su Zonta che tiene botta, scusate il gioco di parole, e fa ripartire i suoi. Jacopo Raniero. C'è De Bari avanti, è ancora fuori Paolo Colamaria. Attenzione intanto, Baldi gli dice di no Luca Calabrese. C'è Ferrara che lotta sulla balaustra, Angelo De Bari, poi Daniele Gadaleta, numero 55 biancoverde. Ancora Ferrara, l'appoggio su Gadaleta che però è pressato proprio da Raniero.
Scarico per Giudice. Per andare Giudice, buona, riesce anche a deviare Ferrara, ma è lì piazzato al centro della sua porta proprio Calabrese. Tutto fermo, vediamo dove è la pallina, eccola qua. Ora Bassano, Settin prova a accelerare e andare via, ci mette la stecca Giudice, palla che arriva sporca su quella di Nicola De Palo che era il destinatario del passaggio. Baldi. C'era ancora Baldi in slalom, retroporta, niente da fare. Ferrara numero 5. La mette lì! La mette lì Ferrara! E pareggia i conti. 6:29 da giocare. Vediamo se riusciamo a rivedere la rete. Sembrava in posizione Zonta, vediamo dove passa la pallina. E passa sotto tra il guantone e il corpo di Ascanio Zonta sul palo lontano. Time out. Time out, andiamo a vedere il girone, i risultati del girone B. Finora Breganze batte Scandiano 6-4, poi Forte dei Marmi batte Bassano 9-1. Scandiano batte Giovinazzo 9-4, Breganze batte Bassano 5-2. Poi nella giornata di oggi Scandiano Forte 4-0 sullo Scandiano, FP Giovinazzo 3, Breganze 8, Scandiano 1, Bassano 2, quindi vittoria del Bassano 54 su Scandiano per 2-1. Poi il pareggio tra Forte dei Marmi e Breganze. Bassano 54 e AFP stanno pareggiando 4-4 a 6:18 dalla fine. Forte dei Marmi, AFP Giovinazzo si giocherà domattina ore 10:30. La pista naturalmente è sempre qui al Palalido. E dunque tutto nuovamente in palio. Un punto a testa per ora, divisione della posta cosiddetta. Qui c'è sotto la nostra tribuna questo simpatico siparietto tra Nicolò Baldi e Michele Ferrara. Riprende intanto la partita, è rientrato anche Paolo Colamaria. Il pezzo da 90 di Dino Camporeale è uno degli autori della vittoria in A2 del Giovinazzo, che riporta la formazione in A1, riporta la società in A1. Tanto Settin cerca spazio, poi scarica per Baldi. Ora 5:48 da giocare, c'è poco tempo per ragionare, bisogna essere molto pratici, decidere se giocare col cronometro e mantenere il punto oppure provare conclusioni magari un po' meglio di questa qui. Può ripartire Giovinazzo con il suo capitano Paolo Colamaria. Ha provato il tiro, ha risposto bene Zonta. Attenzione ai secondi che scadono. C'è Nicola De Palo che ne approfitta. Arriva anche Settin. Adesso è in piedi la mamma del capitano, è in piedi in panchina.
Angela Miranda è anche dirigente naturalmente della FP, fa parte dello staff di Camporeale. Attenzione ancora il capitano Giovinazese, lo scarico per Angelo De Bari, scambiano i due. La può mettere lì per Luigi Turturro, che però ha un problema nella conclusione, che va alta. Attenzione Baldi che ruba palla proprio al capitano Nicola De Palo. 4:26, è cresciuto il ritmo di questa partita nell'ultima fase, a scapito di quanto si potrebbe invece pensare. Si prova con la Maria, Calderone a dire di no, in interdizione. Angelo De Bari, lo scarico per Turturro. Attenzione Luigi Turturro, prova lui. Da fare qui Baldi adesso scatenato. Prova per vie centrali, approfitta di un mezzo blocco di Calderone. Poi vanno giù i due, sarà fallo di squadra. Blocco irregolare di Turturro. Infatti la palla è nelle stecche della formazione di Vittorio Negrello. Ancora Baldi con il numero 8. Qui Guadagno suscita altro tipo di ricordi. Ancora Baldi per vie centrali, ma è tutto chiuso. Vediamo cos'è le soluzioni. C'è il cartellino blu per Settin, Leonardo Settin. Vediamo se abbiamo possibilità di rivedere con un no, ma per entrambi, blu per entrambi, e quindi non cambia nulla a livello di... No, è interessante capire cosa era successo lì. Si sono un po' sgomitati probabilmente in area. E Aia Luis ha pensato bene di mandarli entrambi a sbollire in panchina, Settin e Ferrara. Non succede assolutamente nulla a livello di punteggio o quant'altro, ma entrambe le formazioni rinunciano per 2 minuti agli elementi espulsi. Si ritorna a giocare 4 contro 4, 4 uomini di movimento. Si prova ancora Bassano, Nicola De Palo, Baldi, ancora Nicola De Palo, vediamo un po'. C'è l'invenzione fratricida qui. Palo con la Maria, intanto recupera palla. Poi assolutamente inutile il fallo di squadra di Zambon. Luigi Turturro, gran parata qui di Zonta, che mette giù il guantone e dice di no a un gol che sembrava fatto da parte di Luigi Turturro. Angelo De Bari che fa ripartire i suoi. Adesso 2:25 da giocare, ancora il tentativo che però non va a buon fine. Recupera palla Capitan con la Maria, però c'è Zambon adesso che riesce a farla arrivare nell'altra metà campo. Turturro avanti,
Il gol! Il gol di Capitan Colamaria. Vediamo un po', andiamo a rivedere. C'è l'assist dentro di Turturro, è pronta la deviazione di Colamaria, vediamo anche da questa bella soggettiva. Rimane lì la pallina, ha qualcosa da dire Zonta ai suoi. Ma vediamo anche l'episodio del cartellino. No, non è questo. Torniamo in diretta. Ancora Samuele Tiso in azione. Gli arrivano anche gli applausi da parte di alcuni tifosi qui sotto la nostra tribuna stampa. E dunque a 1,53 da giocare, Giovinazzo avanti 5-4. Giustamente oggi sono stato ripreso dal capitano giovinazzese, con il quale abbiamo assolutamente un ottimo rapporto, stante l'avventura vissuta assieme in Spagna con la nazionale. Riparte proprio lui per Turturro, Gadaleta, nel senso che se stasera Giovinazzo vince va a 3 punti e domani ci saranno a giocare qualche spareggio. Attenzione Angelo De Bari, lo ferma Zambon, Baldi che riparte, potenziale, anzi un 3 contro 3. Gadaleta, fischia Luis, Aid Luis. La di squadra è fischiato contro Bassano, quindi pallina che sarà giovinazzese. Sta per cominciare il mitico ultimo giro di lancette, 1-0-5, che chiuderà anche questa nostra giornata vissuta qui al Palalido con Fausto Pozzan e Gabriele Pellizzaro a dare una mano, perché altrimenti io a domenica non ci arrivo. Attenzione Gadaleta intanto con il pressing bassanese. Turturro con calma verso De Bari, può gestire solo 12 secondi di possesso, però il forte dei sì, la FP, scusate. E gli ultimi 30 secondi saranno giallorossi. Zambon prova la botta disperata, non va. Baldi, ultimi 15 secondi, esce. Attenzione perché recupera palla proprio Turturro, che naturalmente tiene pallina, scarica su Angelone Da Bari, poi la mette lì per Gadaleta, che sta per commettere un grave errore, che però non commette. Termina l'incontro, Giovinazzo 5, Bassano 4. Una partita a tratti intensa, però mai spigolosa, mai scorretta. Porta a casa 3 punti importanti la formazione di Dino Camporeale. E quindi domani aspetteremo le ultime partite per poi capire quale sarà la classifica finale del girone. Bella anche questa cosa, gira Francesco Douglas Girardi, number 50. Tra l'altro il numero 50 sappiamo benissimo era il vecchio numero di Massimo Cunegatti in quel di Bassano. High five per tutti. Angela Miranda particolarmente sorridente stasera sotto il cielo valdagnese. E dunque bianco-verde, e bianco-verde la serata si conclude con la vittoria di Giovinazzo. Andiamo a ricordarvi le reti.
in apertura il gol di Niccolò Baldi, poi la doppietta che porta sul 2-1 il risultato Gadaleta e Colamaria. Quindi Angelo De Bari per il 3-1, poi sempre Niccolò Baldi per il 3-2 e poi il pareggio, spunzione di prima di Jacopo Reniero, scusate, su tiro diretto. Poi la punizione di prima è per Nicola De Palo, poi Giorgio Giudice la ripareggia 4 pari, alla fine risolve a 2-0-2 Paolo Colamaria, il capitano, ci mette lo zampino, Teppin ravvicinato su Ascanio Zonta. Bene, è tutto per noi, è tutto per noi, e i saluti anche dalla pista, le riprese di Roberto Baucel col supporto di Marco Zen, la maxi regia. Flavio. Siamo assolutamente cotti, stasera portate pazienza, Flavio Zattera in regia. Per noi è tutto, Tre Verdi, Antiskid e Full Stop, ci sentiamo domani mattina a risentirci da Domenico Tomba in diretta dal Palido di Valdagno. Stay with us.